Se tu ci metti l'anima quando parli con le persone, anche se c'è una telecamera, non importa. Allora io sono un classico contadino di montagna. Io provengo da una famiglia che ha sempre avuto animali, sempre stati contadini e di conseguenza ho sempre lavorato col metodo tradizionale, con tutti i passaggi da una generazione all'altra che ti danno l'imprinting per lavorare la terra e produrre con quel metodo. Come si fa da soli a alzare una gerla di erba. Mi chiedono, ma come fai ad alzarti con tutta quell'erba? Si chiama tecnica. E voilà, siamo pronti. Sposta una balla, sposta una balla. Che le balle rimangono? Sposta una balla, fai finta di spostare. Ma non dire cagate che noi non siamo gente di balle. C'è freddo, Marco? Ora ti faccio vedere come si fa quando è troppo piena. Tu la poggi sul palo. Tu pieces manure. 3 soldados. Oh, vamos. Questa mierda. E Dio moro la cale. E di mio moro la cale. La pastudiente, Elisa parte dopo. Vengono rumore così. Le secca, si cica, diceva una volta. Qua rimangono tutte le proprietà. Capisci fatto così? Se tu lo imballi, è buono, rimane tutto nel prato. Siamo finiti. Dai che facciamo finta di lavorare, che è quello che ci riesce meglio. Purtroppo è arrivato il momento, anche il mio momento, di mollare l'attività agricola che è sempre stata la mia grande passione e il mio grande amore, perché io ho gestito la mia azienda anche in modo tradizionale, cercando comunque sempre di dare benessere e di tenere veramente come si deve i miei animali. Brava Pola! Io sono bravo a mangiare, vedi? Non quel coglione là! Guarda, finiscila! Andiamo a fondere, andiamo a lavare.
Allora, questa è la glova. Gli ho tagliato un pezzo di che piccoli, spellato fuori, e qui era macciuzzo, che in PBA io ho girato, fa la bugiuta e denti. Questa qui è come vedete per me c'è dal latte. Oppure quando torno una caiada, si mi scende, perché non si tacca dal culo. Comunque vieni a portare il latte a 36 gradi, e dopo lo vieni al fuoco e metti il cali. Così dopo lui al caia e dopo facciamo tutto il resto. Una volta stiantava le femmine, si passava voce, addirittura da una monta creata. Tradizioni, io e Frank, possiamo portare in avanti. Allegria, anche se fai fatica, se tu fai fatica in allegria, è vero Frank, tu fini la giornata e poi tu sei leggero come una pluma. Studia di notte. Del giro cosa ti ricordi di... La grossa emozione che mi è rimasta del primo passaggio del Giro d'Italia qua da noi è l'ultima grossa dimostrazione di classe del Pantani. Quello è il ricordo più bello che ho. Poi tutti gli altri giri che sono passati, sì, ti danno qualcosa, però la più grossa soddisfazione rimarrà sempre quella e nessuno me la toglierà, perché proprio ha dimostrato per l'ennesima volta la sua classe, dopo tutto quello che aveva passato. L'importanza del giro che torna in Carnia. Per me comunque le mucche, il culo delle mucche rimangono più importanti, anzi hanno un valore migliore. Però sai, anche il Giro d'Italia, e non tagliare neanche una parola, il Giro d'Italia ci ha fatto sicuramente conoscere. Però se noi non curiamo il territorio, questi passano e se ne vanno. Quello è il problema. Cioè no, penso che ci abbia insegnato qualcosa sta roba qua. Zero. Ho sempre vissuto la mia terra, la carne, con tutta la passione e la cura, perché io dico sempre, dove si vive, la terra in cui sei nato e decidi di vivere, devi amarla, devi proteggerla e curarla. Come sempre la tecnologia bisogna saperla adoperare, tutto lì, questo è il succo, non essere contrari, ma saperla adoperare nel modo giusto, perché se c'è un imprenditore, una persona che non ama gli animali, anche se la tecnologia, secondo me sì, non è il massimo, di conseguenza la tecnologia agevola, poi la differenza secondo me lo fa sempre la persona, l'amore, la passione che uno ci mette logicamente, tutto lì, questo è il succo. Ecco, questo è il vero sistema che adoperavano i carnici una volta. Una volta spaccavano tutta accetta questa roba grossa così, quello più sottile. Poi mettevano a metà, tac e te. Tac, perché l'addestratore, sì, il bello della carne è ancora selvaggia, però non possiamo lasciarla andare troppo in quella direzione. Bisogna comunque tenerla curata, mantenere i prati. Quando un turista arriva e vede i prati belli, curati, si innamora perché è un qualcosa in più. Dobbiamo comunque sperare in questi nuovi giovani che si innamorino e che rimangano sul territorio, in modo che non ci sia un abbandono totale della nostra amata carne. Io ho fatto la mia parte, cerco comunque di trasmettere ancora tutta la passione, veramente la passione che ci ho messo, perché io ho messo veramente tanta passione, ho fatto tanta fatica, perché il modo tradizionale è faticoso e voglio far capire anche loro che è un valore la fatica. Io gli dico fate meno fatica, avete la possibilità delle nuove tecnologie, adoperatela in modo intelligente e rimanete col piede in carne. Questo posso augurare alle nuove generazioni e questo è l'importante. Sono loro il futuro, noi siamo esempio, loro sono il futuro, questo è il concetto. Chiamo bonde che non hai altre. Finite le legna, gabbato lo santo. Ragazzi, nuovi lupi della carne.
Eccoci qua! Vuoi Marco? And you got a good friend that will stay right by your side. When you got a good friend that will stay right by your side. If on your spare time, love and treat her right. Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado.